Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, giovedì 16 ottobre e del buongiorno anche a Francesco, ben trovato Fra. Buongiorno, io ormai ho scelto di spegnere la sveglia e aspettare il tuo buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata, perché così Bene, mi va. sveglio bene, capito? Vedi, fai bene. Perché Come ti stiamo? ho visto che eri un attimo, bene, figura, oggi è giovedì, quindi siamo perfetti. Io il giovedì è il giorno migliore, Perché è l'ultimo? no, perché c'è E allora? 131. Ah, Scusa, non ti oggi c'è la sfugge doppia. nulla, Oggi c'è la doppia. non ti sfugge nulla, non Buongiorno ti anche ad sfugge Andrea, nulla. ben trovato. Buongiorno Giuliano, ben trovato. Bara de Ferru, ben trovato con la coppetta. Grande, Mitico. Tu come stai? Tutto a posto? Sei in forma? formissima. C'ho Che l'artrosi alla schiena, Così. proprio, no, ne soffro Mm. da 5 anni, di Eh, più anzi in realtà, da prima, dal 2017 ne soffro, quindi fatti i conti, 8 anni, quindi. insomma, non bellissimo, mettiamola No, così. esatto, e quando c'è questo cambio di tempo, così bla bla bla, insomma, Vorrei un po' l'entusiasmo di soffro. LDL lo pagherei addirittura, ma no, Ma ma sì, ma bisogna essere paghiamolo sempre lei. LDL per questo 102,5. slancio, esatto, per questo slancio di entusiasmo originare, diciamo così. Insomma, Ma dai. questo è già dai tempi del ritiro, dove una volta, qualcuno magari non se lo ricorda, ma sono stato ripreso in diretta da Francesca, abbassa la voce perché qui la gente si allontana anziché venire. Te lo ricordi? Indimenticabile, indimenticabile. Era giusto per dare il là, ci sta assolutamente. Tra l'altro oggi è l'ultimo giorno della settimana, quindi salutiamo già chi ci sta ascoltando in differita e chi ci sta ascoltando su Spotify. Settimana che si concluderà, vabbè, la Torres giocherà domani sera alle 20:45, tra l'altro, ecco, ne abbiamo parlato, però alla fine non si ha orario di stasera, Di che direttore, cosa? di Fanta 131. 18:30, Ok, perfetto, quindi ufficiale Fanta 131 ufficiale. 18:30 stasera, poi Sì, avvisiamo anche in chat abbonati, chiaramente l'invito ragazzi, abbonatevi al canale 131, siete inseriti all'interno del canale Telegram, parliamo un po' di fantacalcio, stiamo facendo un po' di mercato e ricordatevi che a novembre c'è il mercato solo e esclusivamente per gli abbonati con ben 5 cambi, quindi approfittatene, 0,99, insomma, manco un euro, ci sta, dai. Allora, esatto. Il Andex, centesimo se lo mangia Luca Di Leonardo. Un un centesimo, alla centesimo. fine divento milionario. Esatto, Figurati. a centesimi a centesimi. Mi è passato già da capolista, grande Andrex. Andrex, mi raccomando, il mercato l'hai già fatto? Io lo farò, presumo, oggi. Io Aspetto l'ho ancora. fatto. Ah, hai già fatto? Io l'ho fatto stamattina Oh. sul trono. Sul trono di spade. perché è il momento migliore per concentrare le idee vere su Guarda, questa roba. guarda, vedi, guarda. Hai visto, director, Vabbè. guarda. Bravo, E tu bravo, sei. bravo, bravo. E io qui non ce l'ho nell'altra casa.
Vabbè. E Dicevi, dicevo, quindi hai già fatto tutto? sì, Mm, sì, 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 Io sì. sto aspettando ancora, ci sono ancora qualche esame stamattina. Devo capire. Sì? Mm. Bisogna capire No, perché io qui... alla fine non ho preso Modric. No, non te la sei sentita? No, perché se poi voglio prendere Pulisic, se no due giocatori della stessa squadra titolari, come tu ben sai, io non sono, cioè sono come te da quel punto di vista, Odiamo le non sono coppie! per... Esatto, cioè in realtà poi un'altra coppia l'ho costituita però. E quale? Obert Idrissi, Vabbè, dai. Ci sta. considerando il fatto che ovviamente, insomma, per quanto voglia bene entrambi, non sono titolari nella mia squadra, però in caso di necessità, insomma, Uno dei due sarà in campo, quindi ci esatto, ho sta, fatto ci proprio quel sta. ragionamento, quindi ho preso Samardzic a centrocampo, Mm, e mhm. Malinowski, Bravo. e Obert, te l'ho detto in difesa, e poi Bonni in attacco. Ci Quindi queste sta. soluzioni tampone in vista a novembre di prendere poi Anche perché oggi si saprà la esattamente gente qua. seria, capito? Cioè Capito. quelli, Quelli seri. i Io non l'ho tops. ancora fatto. Vediamo, vediamo. Magari stasera ci sono ancora due esami Pulisic e Saelemaekers, capire un po' quanto staranno fuori. Quindi da lì bisogna un attimino ragionare. Però ci sta assolutamente. È stata una bella caporetta anche questa. Però andiamo un po' Vabbè. a parlare di Cagliari in attesa del primo ospite fra la partita Sì. di domenica contro il Bologna. È vero che il Cagliari dovrebbe, anzi, ieri abbiamo scoperto da Zappa, Fantacalcio TV, che sarà comunque convocato. Difficile pensare che possa partire titolare contro il Ma Bologna. Difesa a 4, presumo. penso di sì. Questa... E quindi Palestra sulla destra, Obert a sinistra, fresco di gol con la sua nazionale, primo gol con la nazionale maggiore. E Mina... mm. Mm-mm. Quindi forse Zé Pedro, Luperto? Ma Cosa allora pensi? io Ti sto spoilerando. no, 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 allora, cioè, di Zappa lo sapevamo perché lo aveva detto anche Pisaccane qualche settimana fa, nel fatto che sarebbe rientrato dopo la sosta Sì. e quindi la tabella di marcia è stata rispettata e questo sicuramente per il Cagliari è una buona notizia. Dall'altra parte, per quanto riguarda Mina, io credo che come al solito il Cagliari tenterà fino all'ultimo secondo disponibile di recuperarlo, un po' come era successo a Udine, poi tu direi a Udine, però alla fine il rischio non era, insomma, non aveva poi ripagato, visto che era uscito dopo neanche 20 minuti, però insomma sono 2 settimane senza giocare, in cui ha fatto terapie, un po' di allenamenti parziali col gruppo e tutto, cioè, conoscendo la storia clinica di Mina mi viene da dire lui, cioè, Sì. secondo me poi all'ultimo lo vedremo in campo contro il suo sosia più giovane, ovvero John Lucumi, ovvero il Che compagno poi di nazionale, amico. amico colombiano, che poi c'è chi lo chiama Lucumi, come me e come te, e chi lo chiama Lucumi. Vabbè, Eh, non si capisce vabbè, potremmo qual... accentare la C volendo. Lucumi. Così No, però per... l'accento è sull'I, quindi noi teniamo comunque con Lucumi e secondo me, ti dico, è un po' sopravvalutato Lucumi. Sì? No, sì, sì, fa tanti errori, non solo di impostazione, anche di distrazione. Ho letto certi prezzi, dico, vabbè, ma alla fine, secondo me è assolutamente sopravvalutato e speriamo, ecco, che possa confermarsi anche domenica nella sfida contro il Cagliari, perché comunque è un giocatore che vive di troppa discontinuità. Nella partita, nella sconfitta contro la Roma è lui che ha fatto palesemente l'errore, ha fatto l'assist per il gol di, non mi ricordo chi è che aveva segnato la prima, forse Sule, non mi ricordo chi era la prima, però insomma è un giocatore che non dà delle garanzie. E poi comunque c'è anche Viti, Kegem, dovrebbe giocare più Egem, insomma anche lì non c'è più Beukema. In difesa il Bologna, come ho detto martedì, ne stiamo parlando con Francesco Livorti. Insomma, è una squadra, il Bologna, che dalla difesa in su
Dal centrocampo in su è sicuramente forte, forte, però in difesa, insomma, qualcosa lascia, e quindi ci sarà magari questa situazione dove il Cagliari dovrà essere bravo a sfruttare, insomma, gli spazi che comunque il Bologna concede. Difference dice: Mina all'età di Lucumi era di un altro livello. Assolutamente sì, confermo. Grazie Sergio per la condivisione. E Massimo dice: Makers giocano a nulla lì che. Vabbè, meno male. Pensa che avevamo detto 2 o 3 settimane su Makers, però vabbè. Ormai i bollettini sono molto farlocchi in generale. Sì, vabbè, Quindi sappiamo bene come funziona, cioè sì, le ormai società tendono un po' a, no, a a nascondere. nascondere, Anzi, quasi a a peggiorare la nascondere. situazione, e poi te li ritrovi titolare. Per la Esatto, contentezza di cioè chi la comunque pretattica oramai ha regna. raggiunto livelli, no, dico, nuovi livelli, Nuove nuove cose. frontiere. Sì, Nuove sì, sì, frontiere. assolutamente. Perché se la giocano col discorso privacy, quello e quell'altro, all'inizio fu privacy e non possiamo dire, poi ormai è un dato di fatto che è difficile realmente trovare chi ti dia esatta... Ma magari non lo sanno nemmeno, attenzione, non voglio colpevolizzare nessuno, però rispetto a qualche anno fa c'è molta meno precisione. E questo, Sì, sì. insomma, per chi comunque fa il Fanta è un dato di fatto, anche perché vedi, ti trovi in una situazione dove, ah, ma questo giocatore starà fuori 2 o 3 settimane, magari lo do e poi te lo ritrovi in campo. Allora, Sergio dice: potrebbe capitare di vedere Obert e Palestra come esterno di centrocampo a sinistra, mentre a destra Zappa basso e esterno Lumumbo Felici, giusto per limitare Orsolini alla nostra sinistra. Che non mi stupirei, ti dico, Fra, che possa anche partire dalla panchina Orsolini, eh? Perché Allora, comunque... l'anno scorso Ah, a Bologna Ober fece un ottimo primo tempo, sì. limitando Orsolini, poi però cioè, prese un giallo stupidissimo che convinse poi Nicola in qualche modo a non rischiarlo poi Vero. dopo. E, quel giallo ingenuo cambiò la parità sua e quella di Orsolini, perché poi Orsolini lo sappiamo essere un giocatore estremamente furbo e scaltro, e quindi cercava in tutti i modi, no, anche di provocare Ober, che se non ricordo male anche in un'occasione rischiò il doppio giallo. Poi uscì, anche se poi vabbè, nella partita di Bologna dell'anno scorso vi ricorderete il fallo di Felici a inizio secondo tempo, con il Cagliari in vantaggio di un gol, e poi da lì Un gol di 2 a Luvumbo, 1. giusto? No, Luvumbo O... era Ah, due due anni anni fa fa, era. piccoli segnato A l'anno piccoli, è scorso. vero, è vero, è vero, è vero. Ehm, E, niente, quindi insomma sappiamo bene quanto Orsolini sia un giocatore da tenere d'occhio, è un giocatore che con il Cagliari segna sempre. Spoiler, ho il consigliato di Luca Di Leonardo stasera a Fanta E 131. non volevo dire. Tra l'altro Infatti, scusa, non anche... lo volevi dire, te l'ho L'hai detto detto io. tu. E di solito quando Luca spoilerà quelli, cioè non spoilerà, quando Luca consiglia i nomi forti segnano sempre. No, non Ricordatevelo, segnano eh. mai. No, non segnano Stai dicendo, mai. È proprio Lautaro per avevi consigliato e aveva segnato, ma ti snarendi. Vabbè, sto cercando di arrampicarmi sugli Scindi, specchi. scindi il tuo ruolo, scindi il tuo ruolo. No, quindi tornando seri, il problema di Orsolini è che è un giocatore Che è in grado di che saltare veramente l'uomo, ti cambia la partita. Sì, sì, quando sì, vede sì, il sì. Cagliari si accende, cioè non pecca mai, ecco, diciamo così. Però io ti dico anche, cioè alla fine secondo me pensare cioè, o meglio, ragionare facendo le gabbie come si faceva un tempo, cerco di limitare quel giocatore là. E il problema è che, sai, se giochi contro una squadra che ha un giocatore Vero, fortissimo, allora certo. è un atteggiamento che in qualche modo, no, può anche pagare, può essere utile e intelligente. Ma se tu fai la gabbia su Orsolini, il problema è che c'hai Odgard, Castro, a sinistra Cambiaghi o Dominguez o insomma, chi per loro, Sì, sì. Rowe, capito? Cioè, quindi C'è Freuler, Ferguson. cioè, Insomma, dovresti fare dai. 16 gabbie. Il problema è che Sì. non ce li hai 16 giocatori da poter schierare. Per cui, soprattutto considerando il fatto che mh, si gioca a Cagliari, io spero di vedere un Cagliari
insomma, non troppo Chiuso? concentrato sul no, No, non è il ok, discorso ok. di aperto o chiuso, no, è concentrato sul Bologna, cioè a Sull'avversario. prescindere da quello che io, lo sapete come la penso sul gioco di Pisacane e di questo Cagliari, cioè è una squadra che assorbe bene i colpi dell'avversario, perché il dato di expected goals contro dimostra quanto è una squadra che subisce le azioni degli avversari, però poi alla fine i gol subiti, scusa il gioco di parole, la ripetizione, sono molti meno rispetto a quelli che in teoria dovrebbero essere stati subiti. Per cui è il gioco che faceva anche l'anno scorso in primavera, no? Cioè la famosa Vero. traccio la striscia a metà campo, voi venite, noi vi aspettiamo, vi accogliamo e poi siamo pronti a pungere, a fare male in ripartenza. Non sarà magari il gioco più moderno e più divertente di questo mondo, ma è un gioco molto efficace ed essenziale. E sapete come la penso io insomma, io sono uno a cui piace la verticalità, piace questo tipo di situazione, piacciono le fiammate, piacciono le ripartenze e quindi spero, ecco, che anche contro il Bologna possa essere effettivamente una tattica che poi alla fine paga. Assolutamente. Tra l'altro ieri ti ho anche mandato un messaggio a proposito di squadre che verticalizzano e ripartono. Ieri mi sono visto Atalanta-Como, bella bella partita. Ecco, quella è veramente... Penso che non so se l'hai vista, No, però penso che sia una partita che ti piacerebbe tantissimo. Perché sono due squadre che comunque fanno della ripartenza, velocità molto bella. È difficile vedere in Serie A due squadre che lottano. E comunque il Bologna, perché faccio questo paragone, perché il Bologna è una delle squadre che ti attacca maggiormente e ti impedisce di fare il famoso PPDA, ovvero quanti passaggi concede alla squadra avversaria. Il Bologna è una delle squadre che concede meno. Quindi è una squadra che ti aggredisce da subito e quindi lì dovrà essere bravo, ma non abbiamo dubbio che Pisacane l'avrà studiata ad hoc, se lo so io, se lo sei tu, lo saprà sicuramente lui, e quindi lì magari devi essere bravo a non farti chiudere dal Bologna e magari prenderlo l'infilata, perché comunque, ripeto, in difesa qualche spazio te lo dà e se tu sei bravo, sei cinico soprattutto, secondo me ci può essere anche una bella partita con punti, questo posso io ho dire. visto la partita Buongiorno col Giorgio. Milan, Mm. del Bologna, e mi ha dato l'impressione di una squadra che si specchia tanto, cioè che a cui piace giocare il pallone, a cui piace anche cercare magari l'azione spettacolare e tutto, però poi non sempre riesce a essere super concreto. Poi ho visto un pezzo del primo tempo contro il Pisa invece dove ogni azione praticamente era gol, palo. Sì, sì. Poi mi direte, il Milan ovviamente non è la stessa roba del Pisa a livello di compattezza, a livello di struttura anche tecnica, cioè insomma credo che questo sia abbastanza evidente, però ecco, è una squadra che ti può fare malissimo se in giornata in cui appunto come contro il Pisa ogni azione praticamente produce qualcosa, ma dall'altra parte delle grandi o di quelle che si stanno avvicinando, ecco, al gruppo delle grandi, secondo me è ancora quella che, come diceva il collega da Bologna l'altro giorno, sta crescendo, cioè sta sviluppando il suo percorso di crescita e quindi in un percorso di crescita che va necessariamente a step, chiaramente, insomma, prima di essere una squadra solidissima che può puntare allo scudetto, tanto per fare un esempio, chiaramente insomma, ci sono varie tappe da fare. Cioè questo Bologna mi ricorda in piccolo un po' quella che era stata la crescita della Samp di Mantovani negli anni 80, no? Vedremo se a questa prima Coppa Italia vinta l'anno scorso ne arriveranno delle altre, perché quella Samp vinse tante Coppe Italia, poi vinse Coppa Italia, vinse la Coppa delle Coppe, poi vinse ovviamente lo scudetto nel 90-91, arrivò in finale di Champions nel 91-92 e vabbè, chiudiamo
parentesi, a Marcord, però dico, è una squadra che mi ricorda, fatte le debite proporzioni, perché poi chiaramente lì potevi giocare con 2 o 3 stranieri, ora non c'è più il limite degli stranieri, c'è solo il limite degli extracomunitari, però comunque è una squadra ambiziosa, una piazza passionale, una piazza che, insomma, che sa cosa vuol dire lo sport, perché non a caso si chiama Basket City e quindi sa appunto qual è il valore anche sociale proprio dello sport, e quindi vedremo. In tutto ciò, appunto, poi ci sarà un Cagliari che dovrà dare continuità al pareggio di 2 settimane fa contro l'Udinese, ma ti dico, io sono ottimista comunque. Vedi, positivi. Lion dice: quest'anno almeno nei risultati sembra stia andando bene rispetto agli altri anni dove era scontato perdere. Ma io non dico non sono i risultati, io direi anche nel gioco, che è un gioco diverso e l'abbiamo detto più volte. Buongiorno Rita, ben trovata. E il Buongiorno. discorso di Bologna, tu facevi il discorso della Samp, io ti dico un po' anche quello che ha fatto l'Atalanta, perché comunque noi ricordiamo fra 10-12 anni fa Bologna-Atalanta se la giocavano col Cagliari zona salvezza. Io ho vissuto 3 anni a Bologna, nel 2015 sono andato a vedere la finale playoff Bologna-Pescara per salire in Serie A. Quindi parliamo di una squadra, di una società, non di una squadra, di una società che in 10 anni, 2015-2025, è passata dal salire in Serie a giocarsi l'Europa, a vincere la Coppa, ha fatto la Champions. E quindi, sai, in 10 anni, un po' come quello che ha fatto l'Atalanta, sono 2 squadre strutturate in una certa maniera dove hanno, vedi, l'Atalanta ha un ottimo settore giovanile, mentre il Bologna, almeno mi sono perso qualcosa, non ha un grosso settore giovanile, però è brava a comprare, è brava a vendere. Ha comunque un DS come Sartori, che comunque mi pare che non ci sia bisogno di presentazioni. Era l'Atalanta prima. Esatto, anche il Chievo ha fatto Chievo, insomma il famoso Chievo di Pellissier, tra virgolette, quindi parliamo sempre di una struttura che in 10 anni ha cambiato completamente. E questo sono le cose belle, perché sai, sono sempre stati abituati Inter, Juventus, Milan, bla bla bla. Queste nuove squadre, queste nuove società che danno anche nuova linfa al calcio italiano, che è sempre importante, magari un po' troppi stranieri, questo sì, questo si può dire. Però parliamo di una situazione dove stanno facendo un cammino anche con gli allenatori, il grande Mihailovic, lo stesso Motta, italiano, anche degli allenatori che hanno trovato a Bologna comunque la realtà giusta per poter migliorare anche loro stessi. E quindi mi piace pensare che il Cagliari possa fare questo percorso e che Pisacane possa fare il percorso che hanno fatto questi allenatori, trovando nell'ambiente la situazione giusta per poter migliorare anche professionalmente. Questa è Sì. l'idea che mi sono fatto. Aggiungo anche un'altra cosa sulla proprietà di Joy Saputo, che tu ti ricorderai, ma anche in tanti che ci stanno seguendo si ricorderanno le polemiche fino a 3-4 anni fa, cioè fino di fatto al momento dell'arrivo di Thiago Motta, quanto la piazza fosse ostile nei confronti Sì, del patron canadese, nonostante investimenti, nonostante insomma una situazione di perenne serenità da un certo punto di vista, no? A livello sia di finanze societarie che comunque anche di rendimento in Serie A. Poi Bologna ha deciso di fare il salto in avanti, di fare quel gradino, di salire quel gradino in più. E appunto è arrivato Sartori, è arrivato Thiago Motta, sono arrivati giocatori interessanti dal mercato internazionale, valorizzati come Zirkzee e poi rivenduti a peso d'oro, lo stesso Calafiori e quant'altro. Ecco, se ci pensate, in piccolo è quello che sta provando a fare anche il Cagliari, cioè investire su giocatori italiani di prospettiva, rivenderli dopo un anno, dopo 2 anni, a prezzi, a cifre importanti, ed è poi così che tu costruisci quello zoccolo duro a livello proprio economico, cioè quindi quella
quella situazione di serenità che ti dà la possibilità di poter programmare. Il Cagliari quest'anno ha investito anche su un direttore sportivo che insomma ha nel cosiddetto player trading una delle sue abilità principali, quindi quella di scoprire giocatori di grandissimo potenziale a basso prezzo per poi valorizzarli e rivenderli a cifre importanti. Vedremo. È chiaro che l'inizio di stagione è stato positivo, ma non deve necessariamente, non deve e non può illudere, perché sappiamo tutti, siamo troppo intelligenti per poter, diciamo meglio, per sapere che siamo veramente soltanto all'inizio. Alla sesta, sì. Quindi Però non è che si possano fare. sicuramente lo sai, Angelozzi, che è più che navigato, diciamo, da questo punto di vista. E ci Sì, sta. ma poi devo dire che fin qui le scelte fatte sul mercato mi sembrano assolutamente, cioè che stiano assolutamente pagando. L'unica che ancora non ha dato, cioè non ha pagato è quella di Semi Lixoi, ma diamogli tempo, come ben sappiamo, cioè Esatto. noi siamo i primi sostenitori del centravanti turco, quindi serve tempo. Marco dice Juan Rodriguez può essere arruolabile domenica. Sicuramente sarà arruolato, nel senso che è rientrato in gruppo ad allenarsi con il gruppo. Bisogna capire quando effettivamente poi verrà inserito, ma il Cagliari non è che investe 4 milioni di euro su un giocatore così, cioè nel senso evidentemente il Cagliari crede tanto nelle sue potenzialità, anche perché se poi vai a fare insomma, è stato pagato il giocatore che è stato pagato di più nel mercato estivo, o sbaglio? Tolti i riscatti e via dicendo, ovviamente, tolti però i riscatti, sì. mi sembra che sia il Sì, giocatore che sì, perché vedendo un po' anche come è arrivato Esposito, come è arrivato Belotti, come è arrivato Folorunso, è ovvio che i prezzi sono decisamente più bassi. Anzi, sono i due difensori probabilmente i costi più alti. sì, però lui è costato più di Zé Pedro. Sì, lui Comunque. è costato di più, il doppio mi pare, se non vado a Cioè, di memoria. quelli acquistati, e quindi non in prestito con obbligo, come per esempio Sebastiano Esposito, Rodriguez è quello che è stato pagato di più. Quindi, Sì. ripeto, sono tutte situazioni che fanno capire quanto effettivamente insomma, sia importante anche la fiducia che il Cagliari ha avuto in Rodriguez. Poi sappiamo bene del legame tra Cagliari e Uruguay, quindi non c'è neanche bisogno di soffermarsi su questo. Per cui, ripeto, vedremo un po'. Ma poi tra l'altro, Vedremo un po'. c'è anche Sì. il discorso, adesso si sta inserendo Zé Pedro, è anche difficile cambiarne 2 su 2 lì nei centrali, cioè almeno uno dei due tra Mina e Luperto deve rimanere per aiutare l'altro. Quindi magari adesso si è inserito prima Zé Pedro e poi verrà inserito Che era già anche, più anche pronto, Rodriguez. ovviamente. Cioè, insomma. Assolutamente sì. Anche perché comunque anche Luperto qualche partita l'ha saltata, però Sì. si è deciso di trovare un'alternativa non diretta, perché Rodriguez dovrebbe essere l'alternativa a Luperto, mentre Zé Pedro quello di Mina. Così dovrebbe essere un po' la divisione, anche se non è una regola, ovviamente. Te la butto lì. Una cosa che non c'entra niente. Vada. Provocazioni. Stavo pensando l'altro giorno. Ma secondo te Palestra a gennaio l'Atalanta se lo riprende? Allora, ti dico la verità, è una cosa che ho pensato anch'io, per il discorso relativo a appena ho visto l'infortunio di Bellanova. Però non so nel dettaglio gli accordi, nel senso che potrebbe richiederlo a gennaio l'Atalanta. Se si mettono d'accordo. Il problema è in che senso si mettono d'accordo. Tieni, dai, te lo ridò, a posto. Te ne do un altro. Ok, perfetto. Esatto. Cioè, Questo... tu mi ridai Palestra, io ti do... Aspetta, sto cercando nell'Atalanta Under 23 chi è il giocatore... Ok, Bernasconi sulla sinistra, che però lui gioca a sinistra, che ha giocato titolare appunto. nella sfida contro il Como. Però noi vogliamo il Però a destro. destra, il problema è che a destra sono messi male, perché Bellanova è mezzo infortunato. No, Zappacosta parlo non è dell'Under under 23.
Ah, Atalanta Under 20. Non li conosco, ti dico la verità. Stefanoni potrebbe essere uno. Perché sapevo di Berlusconi perché ha giocato in prima squadra. Ghislandi potrebbe essere, per esempio, che abbiamo visto l'anno scorso contro la Torres in Serie Beh, C, non lo essere conosco. un giocatore interessante. Bergonzi, lo stesso, anche lui visto in Ma sono tutti Serie destri? Difensori destri? Bergonzi, sì. esterni 2001, destri, sì. 24 anni, ok. Ghislandi è più un esterno alto, più un quinto, invece Bergonzi è più Quindi un po' stile un palestra a Zortea, terzino. tra virgolette. Esatto, esatto. Ghislandi è anche più piccolo. Aspetta, Bergonzi è più piccolino di fisico. Ghislandi è 1,77, stavo guardando. Insomma, tra l'altro è di Riso, quindi un giocatore, un procuratore anche Ah, quindi, ok. che è amico del Cagliari. Vedi, Rita dice, ma lo può fare? Se si mettono Eh, d'accordo, ripeto, ragazzi, se si può fare, d'imperio non credo. Cioè, a meno che non ci sia una clausola che prevede il ritorno, non la decisione penso. unilaterale, ma Mm. se le due squadre si mettono d'accordo non vedo grandi problemi, ecco, dal punto di vista Il problema sarebbe per pratico e il Cagliari. organizzativo. Il problema Sì, però sarebbe per sai, il magari tu Cagliari. arrivi a giugno che c'hai 20, cioè a giugno, scusa, a gennaio, che hai 25 punti, Ah, 26 punti, una cosa del genere, magari. Bello. ci metterei Ok. la firma adesso io, eh. Infatti, questo sto Cagliari a dicendo. 25 punti a Bello. gennaio e ridare Ok. palestra Sì, all'Atalanta sì. senza problemi, Ok. cioè intendiamoci. Andiamo alle firme, fra. Capito? Sì, sì, cioè, così sì. E, Così sì. e magari, perché io vi dico, cioè io sinceramente questo strapotere di palestra, boh, Era anche inaspettato, possiamo un dirlo. giocatore italiano, devo essere sincero, non lo ricordo, non lo Cioè, poi ricordo. sulla destra, parliamoci chiaramente, non è che tutti questi giocatori italiani, Tu può immaginati essere più. un Bastoni che però gioca sulla fascia e sa fare tutto. Perché Bastoni è più difensivo, ovviamente. Per quanto sia un difensore con grande propensione Esatto. all'offesa, E però l'abbiamo comunque anche visto resta a un Cagliari. difensore, esatto. Sì, Però di sì, fatto sì, sì. resta un difensore. E anche lui scuola Palestra è più, l'Atalanta. esatto, Palestra è più un Può fare. esterno, Sì, più un sì. esterno proprio di nascita e di Sì, sì. concetto, secondo me, proprio Sì, 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 sì. tattico. Cioè, io l'ho visto contro l'Under 21, mi direte, dell'Armenia, ma ha fatto lo stesso con la Svezia, che Sì, è sì, ma comunque sta facendo un sempre Under così. 21, Ara il Under 21 campo, è più un forte. dato di fatto. Ma a parte Ara il campo, cioè, ogni volta che scende Pericoloso. è un cross di Sì, destro, sì. di sinistro, alto, Sì, sì. basso, cioè sempre palla al centro dell'area, sempre, costantemente, cioè non lo prendono mai, 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 mai. Cioè è veramente un giocatore dominante, un giocatore potenzialmente, io ribadisco quello che vi dicevo qualche settimana fa, cioè è un giocatore da Manchester City, un giocatore da Arsenal, da quei livelli là. Sì, sì, ha tutte le caratteristiche. Poi Ha una migliore fisicità potrà partire. Sì, incredibile, anche poi incalzato. ambidestro. Se questo riesce anche a segnare, ragazzi, cioè, finita, Diventa finita. molto interessante. Sì, sì. Cioè, diventa da top 5 squadre al mondo, proprio senza problemi, Ma se lo capito? tiene un altro anno l'Atalanta e poi fa la giusta plusvalenza. Può E fare siamo così, oppure se lo toglie dai piedi, se lo toglie dai piedi subito. Perché ricordati sempre il discorso delle Carpe cessioni. diem. Sì, perché poi può succedere qualunque cosa nella carriera di un giocatore, ma chiediamo a uno che di fascia destra, insomma, qualche volta la arata e continua ad ararla, ovvero il nostro Alessandro Cadavo della Nuorese. Ciao Ale, benvenuto e ben trovato. Ciao Ale, ben Ciao, trovato. buongiorno. Ciao, Come ciao, buongiorno, stiamo? grazie a voi. Tutto bene, tutto bene. E Siamo allora? reduci da una bella trasferta per la Simius di ieri in Coppa Italia. Quindi, un bel viaggetto. Siamo... Buongiorno. Bel viaggetto leggero. Giustamente, giustamente. Nuorese prima in classifica in eccellenza e ne parleremo, ma siccome stiamo parlando di palestra, Ale, quindi chiedo, insomma, a un esterno top come te, cosa ne pensi di palestra? Perché insomma, siete un po' diversi a livello fisico, diciamo così, a livello di struttura, però cosa Non, ne non pensi? sono,
non sono mai stato un amante della palestra, però ho visto che comunque a tutti i livelli è molto frequentata sia dai Mhm. preparatori atletici, quindi penso che abbia la sua importanza per, insomma, anche per affrontare una partita di calcio, comunque in tutti gli sport ho visto che è un ambiente da frequentare perché comunque ti dà quella forza che ti serve poi in partita. Però io ti ho chiesto di palestra al giocatore del Cagliari, non della Ah, palestra. palestra! Ah, scusate perché io sono entrato che non... Sì, Questo ti è sei visto Scusate. parlare di bellissima comunque. palestra, in effetti, bello No, No, strutturato, no, ci sta, dopo aver fatto una giusta precisazione sull'importanza a livello motorio della palestra, che io per esempio Oh, chissà dovrei cosa starà farlo. pensando, se mai la vedrà, ha detto, non sono molto, ho detto che non ero molto entusiasta per la palestra. No, Esatto. No, sicuramente è un giovane molto valido, sta dimostrando il suo valore. eh, Dopo chiamata in questa, corso. dopo questa, eccoci, ti hanno Ok, È chiamato, ok, saltata? vero? Mi ok, ok. sentite? Sì, sì, Ti sentiamo, ti sentiamo. Dicevamo di Mi palestra, sentite? difensore del sì, sì. Cagliari. Non ci Noi ti sente? sentiamo, eh? Mi sentite? Sì, Ti sì, noi sentiamo, ci ti siamo. sentiamo. Tu Io non ci vi senti? sento. Prova a Esci e entrare e rientra. riuscire. Ricarico? Vai, fai così. Entrare e riuscire mi è piaciuta molto questa. Cioè, Faccio entra e così. dice ciao! E esco di- Questo è Entra, Luca Di riesci dietro. Leonardo, ragazzi. Vabbè, togliamo anche il Ragazzi, ban. No. ragazzi. Vabbè, Aspetta, questa aspetta, vediamo, è la vediamo. clip. Aspetta. Rivediamo, vediamo, ci senti? Ci Ora ci sono. senti, Sono grande. tornato, tornato. Allora, Allora, ripartiamo. Cosa ne ripartiamo, pensi di Repeat. Marco Palestra? Ecco, specifichiamo. ripartiamo da palestra del giocatore, non dalla palestra. Esatto, Allora, esatto. che penserà malissimo che insomma, ho detto che non sono amante della palestra. Comunque, no, ripeto, a parte la gaff, insomma, sta dimostrando il suo valore sia con la nazionale che col club. Penso che sia veramente un giovane di grande prospettiva. Speriamo che continui così il suo percorso perché veramente ho visto delle azioni, delle immagini, veramente diventa devastante. Eh, quindi insomma, tanta roba. Sì, secondo me è anche proprio come dire, la sensazione, l'impressione che lascia è che uno non se lo aspetta magari, no? Perché tu dici, ma cavolo, stiamo parlando di un ragazzo che ha 10-12 presenze in Serie A, è vero che ha giocato in Champions League l'anno scorso e tutto, però comunque non è che il suo nome fosse, no, sulla bocca di tutti, come altri compagni dell'Atalanta in queste ultime stagioni. Invece è proprio clamorosa la sua esplosione. Mi viene da dire, chissà perché lo hanno lasciato giocare invece che puntarci dall'inizio. Poi diciamo, hai dei giocatori, cioè l'Atalanta ha dei giocatori che deve in qualche modo valorizzare, come Bellanova, comprato l'anno scorso, ci ha investito e quindi chiaramente ci sono queste situazioni. Però insomma, vedremo effettivamente cosa succederà nella carriera di Palestra. Ale, parliamo di Nuorese. Sì. Parliamo di presente, capolista di questa eccellenza sarda, anche quest'anno come l'anno scorso un campionato insomma facile, no? Con tante big che si sono affacciate, alcune retrocesse dalla Serie D come Atletico Uri e Ilva Maddalena, altre che sono tornate dalla promozione, penso alla Nusei e Tortolì, ma non soltanto, il Sant'Elena stesso. Insomma, com'è quest'anno in eccellenza? Peggio dell'anno scorso? Più difficile? Ma guarda, ti devo dire, l'anno scorso era comunque un campionato molto livellato, c'erano delle squadre importanti dove Monastir su tutte e Budoni, insomma, hanno fatto quasi una corsa a sé. Il Tempio che inseguiva, qualche altra squadra, però diciamo che secondo me la più forte ha vinto il campionato, che era il Budoni, e il Monastir è salita ai playoff, che era
la, la seconda, insomma, la seconda forza. Quest'anno è molto molto complicato, molto molto difficile perché abbiamo delle squadre che sono retrocesse dalla Serie D e sono quelle che comunque si devono riscattare e sono quelle che dovranno tornare in Serie D o lotteranno per tornare in Serie D. In tutto questo ci aggiungiamo altre squadre che da anni qua nel campionato lottano ai vertici e quindi campionato molto 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 difficile, molto molto bello perché comunque trovi giocatori importanti, società importanti, squadre importanti. Quindi molto molto bello, molto, è molto stimolante come campionato. Ecco, mi sembra, l'anno scorso, ricordiamo, non c'era la regola degli under, cioè nel senso, l'anno scorso non era obbligatorio l'utilizzo di Ti under, ho poi perso, Fra. diverse società... Mi senti? Ci senti? Ci sei? Sì, sì. Io ti sento. Ok, io non Ok, sento. dicevo, non senti ancora? Proviamo. Ale? Non ti sente. Non l'ho perso. Oh, aspetta, proviamo a togliere la grafica, vediamo. Così ci senti meglio? Per vedere se è una questione di connessione. No, non ci No, sente. niente, niente, niente. Niente? Non ci senti? Rifai come prima, ricarica. Ricarichiamo. Ricarichiamo, esatto. Vediamo un Esci po'. e rientra. Esci e rientra. Esatto. Rientra ed Esatto. esci. Vedi, ha sentito il mio consiglio. Esatto. Rientra e riesci. Adesso è buona la terza. Aspetta, aspetta che adesso c'è. Vediamo, prova. Prova Ci adesso. senti? Non Prova, ci Ale. sente. Perché? Eppure noi ti È una vediamo bella benissimo. domanda. Sì, lo sentiamo pure, non solo lo vediamo. Vediamo. A volte è comunque una questione anche di auricolari, eh. Cioè, ti ricordi l'altro giorno che con Sì. Moreno Giorgi... Eccomi. Ci senti adesso? Allora, nel caso, prova a Sì. togliere le cuffiette, cioè se la prossima volta non sì. ci senti, Ok. togli le cuffiette perché potrebbe essere anche, ok. anche quello. No, ti stavo Ok. dicendo, Ale, prima che si Sì. interrompesse il collegamento, l'anno scorso, ricordiamo, non c'era la regola sugli under, cioè non c'era l'obbligatorietà di avere degli under in squadra, quindi abbiamo assistito a un'eccellenza praticamente di soli over o quasi nelle grandi squadre. C'era molto spazio per gli over, invece quest'anno c'è di nuovo la regola. Hai visto dei cambiamenti a livello di, chiaramente siamo solo all'inizio, però insomma, hai visto dei cambiamenti in questo inizio di campionato? Sì, qualche cambiamento c'è, ma diciamo solo a livello numerico. La stessa Nuorese, ti posso parlare di casa nostra, comunque ci sono meno over, ci sono tanti giovani, penso che così funzioni anche dalle altre parti. Insomma, per completare le rose adesso c'è bisogno dei giovani perché quelli sono obbligatori, quindi sicuramente anche questo poi a lungo andare vedremo la qualità, magari eh, il valore del campionato, perché comunque sia tanti over, secondo me ti alzano tanto il livello, perché comunque ci sono giocatori di categoria anche superiore che vengono magari a vincere un campionato d'eccellenza, quindi secondo me il livello non dico che si abbassa, però è un po' più easy, dai, mettiamola così. Le rose, ripeto, hanno molti più giovani, quindi niente. Per ora, ti ripeto, abbiamo affrontato squadre molto attrezzate. Adesso anche Santa Teresa, che è ultima in classifica, nonostante adesso dopo 5 giornate non stiamo ovviamente a guardare la classifica perché ancora i Certo. veri valori non sono usciti, però ti ripeto, squadre forti, partite complicate, anche con i due fuori quota in campo ho visto che ci sono dei giovani importanti, noi stessi in squadra abbiamo dei giovani veramente, veramente bravi, pronti anche per altre categorie, secondo me. Quindi vedremo alla lunga come sarà questo campionato. Adesso penso che sia ancora presto.
Ecco, l'impressione da fuori, anche chiaramente analizzando anche la storia delle ultime stagioni, è che il livello si stia alzando sempre di più, cioè si sta livellando verso l'alto, cioè anche per salvarti, mentre prima magari vuoi anche un po' per la formula del campionato, quello che è, però magari negli anni passati, fino a 4, 5, 6 anni fa, la salvezza la blindavi, forse se avevi una squadra appunto che lottava per la salvezza, più o meno ai 2/3 della stagione eri abbastanza tranquillo, cioè si arrivava ad avere delle situazioni abbastanza definite. Invece anche l'anno scorso, cioè io penso per esempio all'Alghero, che è partito per vincere o comunque per combattere fino all'ultimo, per provare il salto in Serie D, che poi alla fine è retrocesso. La stessa Ferrini, che per anni aveva fatto le zone alte della classifica con playoff e tutto, l'anno scorso appunto si è giocata con l'Alghero la salvezza dopo un campionato fatto di rincorsa. Cosa sta cambiando secondo te nel calcio sardo? Cioè, perché si stanno creando queste situazioni? Perché l'impressione è che l'eccellenza cresca sempre di più come valore medio delle piazze, e invece la Serie D un po' sta perdendo quel ruolo che aveva anni fa. Quest'anno magari no, perché quest'anno credo che gli insegnamenti dell'anno scorso siano serviti un po' in tutte le piazze. Però se vado a vedere come è andata l'anno scorso, cioè io vedevo una Serie D, secondo me, con squadre che erano forse meno competitive di molte delle eccellenze. Ecco, non so tu che hai il polso della situazione, avendo fatto per tanti anni la Serie D e avendo fatto anche l'anno scorso l'eccellenza, se anche tu avevi vissuto un po' questa sensazione. Sì, sì, no, sono perfettamente d'accordo, anche perché adesso cioè fai 40 punti, non sai se ti salvi. Quindi cioè, si è alzata di tanto l'asticella. L'anno scorso, come stavamo dicendo prima, il campionato di eccellenza era formato da tanti over, quindi era molto alto il livello. La Serie D, forse l'anno scorso ha visto come hanno levato un fuoriquota. Qualche errore sicuramente è stato fatto. Se le squadre sarde l'anno scorso non hanno fatto bene, sicuramente c'è stato qualche errore di programmazione. Però quelle sono delle annate che poi la Serie D, come voi sapete bene, non ti perdona, perché in Serie D se sbagli, se prendi il filotto negativo, poi uscire fuori dalla zona calda è veramente tosta, anche perché da gennaio la Serie D si trasforma e diventa un altro campionato. È molto, Vero. molto, molto più difficile. Quindi le squadre si attrezzano, a dicembre trovi squadre completamente diverse dall'andata. Quindi è così. Però guarda, sono contento dell'andamento delle squadre sarde in D perché, come dicevi tu, cioè, la Sardegna ha bisogno, i giovani che hanno l'ambizione di andare anche in campionati nazionali hanno bisogno di queste squadre sarde. E Certo. d'altra parte sono contento che l'eccellenza abbia veramente questo valore, ma io quando mi guardo il lunedì anche la classifica, vedo c'è delle squadre che fa piacere vedere, dici cavolo, questo è un bel campionato. Luca? Ci sta. Ti chiedo, Ale, tu hai comunque esperienza, ok? In varie categorie, hai visto un po' quest'anno come il girone e ci sono anche delle squadre dove hanno comunque tanto seguito. Ieri, ad esempio, hai giocato a Villasimios, presumo, almeno così era tempo fa, che lo stadietto è ancora bello caloroso. Ecco, io avevo giocato un Villasimius Castiada, se me lo ricorderò per sempre, quindi parliamo molto di tanto entusiasmo, ma ti chiedo anche cosa ti senti, come è cambiato un po' il campionato rispetto a quando hai iniziato tu e anche cosa ti senti di dire ai giovani come consiglio, perché è un calcio diverso anche a livelli, tra virgolette, e più bassi rispetto a Serie A, Serie B e Serie C, però anche lì comunque sacrificio, voglia, grinta, allenamenti, insomma, anche lì ci vuole sempre, bisogna sempre stare sul pezzo, ancora di più se rischi poi di sbagliare la stagione e poi non hai più la possibilità di riprenderti.
Guarda che Ale è del Sì, sì, 2004, sì. Tu pensi che sia dell'84, in realtà è del 2004, cioè ha Vabbè. fatto... Hanno Ha sbagliato, fatto... hanno sbagliato. È vero, Vabbè, però Ale? esperienza ce l'ha, scusa. Eh. Vai, vai, Ale. Allora, la prima domanda, sì, il pubblico, vabbè, poi noi siamo, penso, una delle piazze che abbia più seguito, insomma, nel campionato di eccellenza, perché Nuoro, Tempio, Lanusei, penso che sia una piazza che è seguita, il Taloro. Penso che queste siano tra le piazze dove non voglio scordare nessuno. Il Va Maddalena comunque è un buon seguito. Penso Mm. che, penso che sì, anche domenica da noi, che comunque abbiamo fatto una buona partita contro l'Iglesias, che è una piazza che ha la sua storia. C'era un buon seguito. Bello, c'è un bel entusiasmo, c'è un bel seguito. Sì, anche ieri a Villa Simius c'erano sia i nostri tifosi che i loro tifosi. Sì, è molto piacevole. È molto piacevole questo pubblico. Per quanto riguarda la seconda domanda, hai detto tu, io ormai ho costruito la mia carriera, tra virgolette, se così la vogliamo chiamare, ma sulla costanza, su un equilibrio tra allenamento, alimentazione, quindi le regole sono fondamentali. Penso che in Sardegna ci sono tanti giovani di valore. Eh, se uno ha veramente la voglia, come dicevi tu, la costanza, gli allenamenti, non mollare mai, stare sempre sul pezzo, sia nei periodi positivi che nei periodi negativi, perché poi da giovane ti capita anche di non giocare, se stai là sul pezzo hai sempre la costanza, secondo me ti ripaga, puoi fare il salto di categoria se hai le qualità per farlo, però penso che le regole di vita, un'alimentazione corretta, le regole calcistiche, perché poi devi stare all'interno di un gruppo di 30 persone, più lo staff medico, la società. Quindi è è tutto il complesso che ti porta, insomma, e se vuoi arrivare a certi livelli, devi iniziare anche da queste cose. Poi le tue qualità, il campo parla sempre. Se uno è forte e ha la giusta mentalità e la giusta testa, secondo me ha più possibilità di arrivare. La C'è famosa anche vita una d'atleta, domanda, Ale, esatto. C'è anche una domanda di cosiddetto. Sergio e dice: Scusate la domanda magari inopportuna, i giocatori di eccellenza o Serie D sono professionisti o si organizzano gli allenamenti dopo il lavoro? Sono dilettanti. Tanti, esatto. Sono dilettanti, quindi Sono anche Ale dilettanti. anche ha un altro lavoro, lo possiamo, lo possiamo dire, quindi insomma, anche perché fornisce le divise a metà del calcio sardo, per cui Ecco. questo lo possiamo dire. No, Ale, tornando a guardare la classifica di Sì. prima, intanto ti chiedo se ti aspettavi le big, insomma, le big sia di blasone, immagino, cioè, sto parlando delle due retrocesse, quindi Ilva Maddalena Atletico Uri, e anche l'Ossese, che è la squadra che da anni sta cercando, anche attraverso la Coppa Italia regionale, di fare questo benedetto salto in Serie D. Finora ancora non c'è riuscita. Tra l'altro l'Ossese, che 2 giorni fa ha esonerato il nostro amico coetaneo, mio e tuo, Giacomo De Martis, Esatto. che salutiamo, abbastanza un fulmine a ciel sereno per quanto mi riguarda. Ti aspettavi un inizio un po' in sordina da parte loro? No, Detto che siamo solo sinceramente no. all'inizio, ovviamente, però Sì, 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 sinceramente no. Pensavo potessero fare qualche punto in più, anche perché, ripeto, per me il Va Maddalena, Ossese, Atletico Uri, c'è il Tempio che è una buona squadra, l'Iglesias che comunque ha fatto una squadra per stare in alto, lo stesso Villa Simius che si trova là e comunque ha un'ottima squadra. eh, Insomma, è ancora presto, come ho detto prima, però sì, sinceramente forse mi aspettavo, siamo tutti là, nel senso che alla fine ci dividono 5 punti, però in 5 giornate pensavo che l'Ilva Maddalena
potesse partire meglio, anche perché conosco tanti giocatori là, ci sono una squadra insomma che forse potrebbe fare anche la Serie D, insomma pensavo potessero partire meglio, pensavo potessero comandare la classifica dall'inizio, però allo stesso tempo ripeto che non è facile da nessuna parte, perché l'abbiamo visto l'anno scorso, lo stiamo vedendo quest'anno, ci sono tante squadre che tu vai a giocare e sono fastidiose, sono tutte fastidiose, sono difficili. Ripeto, Santa Teresa di Gallura che ha un punto in classifica, per me è una delle migliori squadre che abbiamo affrontato e abbiamo avuto tantissime difficoltà. Poi c'è il Carbonia, c'è il Tortolì, ci sono tante squadre che è un campionato veramente aperto a tutto e devi andare tutte le domeniche, devi stare sul pezzo perché rischi veramente di lasciare le penne ovunque. La Nuorese dove vuole arrivare, Ale? Mhm. Ma noi siamo un gruppo di giovani che, elevati me e Fabio, veramente siamo veramente tanti giovani. Stiamo costruendo da agosto un gruppo importante, ma insomma stiamo riportando un po' di regole, un po' di quello che dicevamo prima. Se vogliamo far crescere questi giovani che saranno il futuro della Nuorese, ma speriamo anche di tutto il calcio sardo. E niente, c'è entusiasmo perché comunque ci sono risultati, lavoriamo veramente con serenità. Il mister è molto bravo, è preparato, è uno che ha fatto calcio, quindi conosce tutte le dinamiche perché le ha vissute. Lo staff è uno staff importante, la società non ci fa mancare nulla. Siamo veramente contenti. Lavoriamo tutti i giorni bene. Il lavoro è veramente, in questi casi capisci che il lavoro è veramente quello che ti paga. Ripeto, è presto. La Nuorese deve fare un campionato, si deve salvare il prima possibile, poi tutto quello che verrà dopo sarà vissuto con molta, molta, molta serenità. E poi c'è una bella identità, cioè di ragazzi della città che sono cresciuti comunque nel settore giovanile, giusto? Cioè avete riportato una bella componente nuorese all'interno dello Sì, sì. spogliatoio. E il progetto della società è stato proprio quello di riportare tanti nuoresi a vestire la maglia della città. Ci sono tanti giovani della zona. In effetti abbiamo solo due ragazzi di fuori, tutto il resto sono prodotti Bello. locali, sono giovani veramente del circondario, della provincia di Nuoro. E questo è una cosa che inorgoglisce molto tutti noi, la società. È veramente c'è un bel clima. Adesso poi i risultati, ripeto, ci stanno dando molto entusiasmo. Poi il campionato, spero di no, ma non sarà sempre così, nel senso che ci saranno degli alti e bassi, speriamo il più tardi possibile. Però ora come ora ti posso dire che viviamo di grande entusiasmo, di grande lavoro, perché comunque sul campo lavoriamo tanto. Per ora stiamo riuscendo a trasmettere tutto la domenica, a trasformare tutto quello che proviamo. Ale, hai già parlato di Serie D, quindi siccome la domanda sul calcio sardo a un esperto come te non posso non farla, quindi parliamo delle due società professionistiche, cioè il Cagliari e la Torres. Come vedi il Cagliari, questo inizio di stagione, soprattutto come vedi la prosecuzione della stagione per il Cagliari? Cioè sarà effettivamente una stagione in cui la salvezza verrà raggiunta prima con un po' più di tranquillità rispetto agli altri anni, oppure secondo te è un inizio buono, però poi ci sarà comunque da tribolare? Sicuramente una buona partenza che non penso tutti si aspettavano, anche vista la scelta della società con l'allenatore Pisacane, quindi magari non tanti si aspettavano, non tanti pensavano che questa fosse la cosa giusta. Adesso, ti ripeto, io ho visto qualche partita del Cagliari e mi piace. L'augurio è che possa continuare così. Quello che sarà non lo so. Io posso solo augurare
al Cagliari, insomma, di proseguire così. E poi la Serie A, sai benissimo che è un campionato veramente talmente difficile, ci sono talmente tante componenti che ti portano al risultato che non è mai facile parlarne. Per quanto riguarda la Torres, sicuramente un avvio difficile, c'è stato tanto cambiamento e al momento non stanno riuscendo a a fare quello che si è fatto, magari a proseguire quello che si è fatto nelle precedenti stagioni. Io ho visto domenica dopo pranzo, mentre stavamo aspettando per la nostra, ho visto uno spezzone della Torres e ha fatto molto bene, però non è riuscito a segnare. Quindi magari è un momento anche negativo. Ripeto, squadra che ha cambiato tanto, ha perso dei pezzi importanti perché comunque sappiamo benissimo i giocatori che ha perso e anche là, per il bene del calcio sardo, siamo tutti tifosi delle squadre sarde e speriamo che si possa riprendere anche la Torres e torni veramente a fare un campionato come quello che merita la città di Sassari. Luca? Io vi voglio fare una domanda che chiaramente è fuori dal calcio ma è collegata. Ovvero, Chissà di che. giochi al Quale fantacalcio? sarà il te? Eccolo! Io voglio capire questo. È il nostro esperto Non di gio- fantacalcio, Ale, quindi... Non gioco. No, No? forse hai Bravo, trovato l'unico, bravo, forse bravo. hai trovato l'unico che non fa il fantacalcio. Però i tuoi compagni Sono lo fanno? Sì, 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 molti lo fanno, Ma tantissimi tu lo per fanno. scelta proprio? O non l'hai Fa mai parte della fatto? vita Non d'atleta, mi Lu. Fa parte della vita d'atleta. Cioè, se ti devi conservare, tra le mi varie leva cose c'è anche non l'energia. fare Mi il leva il fantacalcio. fantacalcio. Mi Nuoce leva un sacco gravemente di alla energia. salute. Ti leva le energie. No, no, ho provato a farlo qualche volta, però non mi dà, non ho quel richiamo che dici, cavolo, lo faccio, mi piace, mi diverto. No, non, Perché non c'è Cadao nella non- lista, è per quello. Ah, no, no, no. No, ma che poi Secondo me è per adesso quello. parlavano anche di un fantacalcio forse a livello dilettantistico, c'era forse qualcosa, C'era ma non ti un'idea, so sì. dire, ho sentito qualcosa, ma sinceramente, ripeto, non sono molto, non Io sono Cadao nella mia molto... squadra lo prenderei sempre comunque. Cioè, sempre, Titolare sempre, Sì. fisso. perché titolare fisso, porta bonus perché fa gol, fa assist. Poi cioè, tanto lo mettono, pure di farlo giocare, lo mettono in qualunque ruolo, quindi ragazzi, saresti il giocatore perfetto, il mio fantacalcio Poi mi, partirebbe da Cadao, questo... Poi Capitano. mi paghi poco perché sono vecchio, potrei anche essere un affare. No, però quello non considera, no, quello in realtà l'età sul fantacalcio non conta Ah, perché per ok. esempio Sì. Modric costa 16 milioni Ah, all'Istone in questo momento, nonostante i ah, 40 anni, perché va in base al rendimento il valore, non in base ecco, ecco. E anche all'età. alla Ok, tendenza degli infortuni. Esatto, Perché ok. questo, esatto. a meno che non vai in Quindi nazionale, quindi a quel punto il rischio infortunio è più alto. Più alto, vabbè. vai. Va Allora, c'è anche bene. una domanda di traccata, Sì, ultima, così la sì. chiudiamo. Ai miei tempi le giovanili della Nuorese raccoglievano ragazzi bravi da tutto il territorio, quindi c'è una sorta di ritorno alle origini da questo punto di vista e mi pare anche che sia giusto, perché c'è Sì, più sì, un sì. discorso identitario, ecco. Sì, 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 e come ho detto prima, è sicuramente il progetto primario della società era quello di riportare la Nuorese a coinvolgere tutto il territorio, a portare giovani ragazzi promettenti a vestire questa maglia. Penso che al momento ci stia riuscendo, anche con buoni risultati, perché comunque anche io stesso, ragazzi che non conoscevo, e che sono veramente giocatori che potrebbero stare in categorie, potrebbero fare benissimo la Serie D, anche giovani, ed è un piacere penso per la società, è un piacere per noi che comunque siamo del territorio, perché anche noi siamo del territorio, per noi è un onore vestire questa maglia e siamo veramente contenti che ci siano dei giovani che potranno fare la storia, visto che noi magari stiamo
siamo agli sgoccioli, stiamo per smettere e loro dovranno Sì, te l'ho trasmettere. sentita dire questa frase tipo 8 volte o 13. 9 volte, quindi non sei credibile, Ale, non sei credibile. Cioè, tra te e Emerson, guarda, non so chi sia meno credibile su questo fronte. E prima o poi, sì, intanto Però giustamente continuate. dobbiamo iniziare a pensare che dobbiamo lasciare il testimone in buone mani, quindi stiamo lavorando per questo. Secondo me tu e Emerson avete puntato Kazumiura, cioè il centravanti del Giappone, che continua a 58 anni 58 a giocare. anni. Bisogna arrivare più in fondo, Eroe, dare eroe. l'esempio ai giovani. Va bene, Ale, grazie davvero di essere stato con noi. Anche per te vale sempre l'invito che facciamo a tutti gli ospiti, cioè la stagione è lunga, quindi ci farà piacere ritrovarci da qui in avanti. Quindi in bocca al lupo. Grazie a voi. E ci vediamo in Grazie campo. mille, Va Ale. bene? Grazie Un a voi, abbraccio. buon lavoro. Ciao ragazzi, Grazie, Ale. Ale. Ciao, Grazie. ciao. Ciao, ciao. Eccoci qua. Eccoci qua. Tutto sei smurighendi. Tu che morica, intanto... Stai sempre murigando. Fai tu. Va bene, 1 ora e 8 minuti di trasmissione con un solo ospite, fantastico, Esatto, fantastico. Questo, vabbè, comunque la gaffe della palestra storica, fantastico, ma con un amico come Alessandro ce lo possiamo permettere senza Spettacolare. grossi problemi. E ci sta, anche perché era proprio in tranquillità e serenità. Poi c'è stato il problema del collegamento, quindi c'è stato anche un repeat, allora può essere vista come un fuori onda, ecco. Esatto. Ci può stare il fuori onda, quello che non avete Va mai bene. visto. Vabbè. Comunque, 11:10, diciamo che ci possiamo anche salutare tutti, dando Assolutamente l'appuntamento sì. stasera alle 18:30 con Fanta 131, dove daremo i consigli, le novità a livello anche di infortuni, recuperi, probabili formazioni, perché farò la consueta rubrichetta probabili formazioni. Sarà oggi un po' più difficile perché stanno rientrando e bisognerà capire un po' anche le scelte degli allenatori, però lo diamo perché comunque è già un primo focus per schiarire la formazione, che ricordiamo questa settimana la prima partita sarà sabato alle ore 15, un bel Lecce-Sassuolo, se non ricordo. Proprio bel. Lecce-Sassuolo, è giusto, anche un Pisa-Verona, bello. una bella doppietta. Pisa-Verona, Lecce-Sassuolo, sono quelle situazioni che ti possono già svoltare il fantacalcio con le prime 2 partite. Allora, E abbiamo per detto chiudere- Lecce, Sassuolo, sì, c'ho Berardi e e Pisa-Verona, giovane, che tanto è in panchina però. Quindi. Perché? Da te in panchina, non nel Verona. No, dammi Verona è in panchina, titolare. dammi in portata del Verona. Io parlo di E, me. e poi chiudiamo con un lunedì, un bel Cremonese Udinese, un lunedì notte. Niente. Il Monday night. Niente. Niente. Spettacolare. Sì, 4 gare sabato. Esatto, sì, ormai vabbè ragazzi. Nel frattempo hanno iniziato i lavori. Sì, era Stanno una meraviglia. trapanando. Però meno male hanno iniziato adesso che stiamo chiudendo, Infatti. quantomeno. Quindi Ma bisogna probabilmente loro ringraziarli. hanno guardato Buongiorno 131 e hanno detto vabbè adesso dai, Sì, deve possiamo essere, iniziare a deve lavorare. essere. Sì. Va bene. Va bene. Va cavoli. bene, ci vediamo dopo. Va bene. Ci vediamo dopo, Alle ragazzi. 18:30 Chiaramente Fanta 131 live, supportateci, 19:30. supportateci, mi raccomando. Esatto, Supportateci. 19:30 Aperi Torres con le ultime sulla gara di domani della Torres di Michele Pazienza e poi ci ritroveremo lunedì. Cioè, vabbè, ovviamente domenica c'è la partita del Cagliari, quindi ci sarà sì. sabato sera la vigilia, domenica prepartita, post partita, bla bla bla. Però dico, Sì. con le trasmissioni ci ritroviamo poi con Buongiorno 131 lunedì alle 10. Perfetto. Ciao. Grazie mille ragazzi e buona settimana, buon fine settimana a tutti. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, Buongiorno 131, la diretta,
di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.